Buonasera e ben trovati amici dell'Hockey Pista per questo ultimo incontro di stagione regolare in cui la Pumas di Mirko Bertolucci affronterà il Matera, forte di un 5-3 guadagnato nell'ultima giornata in quel di Salerno. Invece la Pumas di Mirko Bertolucci ha battuto il Sarzana nella penultima giornata di campionato per 4-2. Io sono Paolo Lazzarini e alla regia Luis Carrieri, dunque un fine stagione comunque positivo per la Pumas che si ritrova a 2 punti dalla vetta, purtroppo è sfumato lo scontro diretto con il Castiglione. Passiamo ora alle formazioni per la Pumas: Thomas Mechini in porta, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Paceco, Giovanni Pesavento, Nicola Spezzini, Elia Cardella, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri, Gabriel Daltorione il secondo portiere, allenatore Mirko Bertolucci. Nelle file del Matera invece in porta Joseph El Alaouzi, portiere appunto, Luca Santeramo, Corrado Piozzini Pereira, Simone Rondinone, Agustin Torres Olivares, Michele Ferrara, Francesco Monticelli, Giovanni Pontrelli, Simone Pigato, secondo portiere, allenatore Valerio Antezza. Sì, dicevamo un bilancio comunque positivo in questa stagione, con un po' di amarezza finale per questa partita tiratissima con il Castiglione che ha fatto sfumare la vetta, ma c'è ancora un'ultima partita tutta da giocare contro il Matera che si trova in terza posizione e quindi un avversario sicuramente temibile, anche se comunque meno quotato, ma comunque molto temibile, lo dicevamo. E ovviamente nel caso il Castiglione rimedi una sconfitta questa sera,
e la Pumas vinca, e ci sarebbe il superamento da parte della Pumas e il posizionamento al primo posto. Mai disperare, ci sono ancora tutti i 50 minuti che possono decidere la regular season. E l'inizio dei playoff è previsto per sabato prossimo, quindi relativamente vicino, e vedremo poi alla fine di questa serata quali saranno le griglie dei playoff. Quindi 50 minuti soli ci dividono da quello che sarà l'esito e la griglia di partenza della fase finale del campionato di Serie A2. Mi dicono dalla regia che attualmente, guardando un po' i tabellini, l'accoppiamento più probabile per gara 1, sì, la prima gara delle semifinali, sarà appunto Pumas Matera. Quindi uno scontro questa sera tutto da attenzionare, perché con molta probabilità queste squadre potrebbero dover rincontrarsi sabato sera, ma tutto è ancora da decidere. Intanto hanno fatto ingresso i ragazzi della Pumas in pista. Questa sera arbitro Fermi, figlio d'arte, assegnato a questa gara comunque importante di vertice. Non ancora hanno fatto ingresso i giocatori del Matera, i ragazzi si stanno ancora caricando con mister Valerio Antezza. Intanto possiamo leggere la classifica provvisoria. Conduce al primo posto il Castiglione con 36 punti, seguito dalla Pumas a 34, subito a ruota a 33 punti, in terza posizione il Roller Matera, in quarta rotellistica Camaiore, quarta per differenza reti ma a pari punti con lo stesso Matera, sono 33 i punti siglati sin qua dal Camaiore. Poi al quinto posto Lochi Sarzana con 24 punti, al sesto il Prato con 13 punti, al settimo posto il Gareggio Hockey con 10 punti, poi segue al penultimo e ottavo posto il Follonica Hockey con 10 punti a pari merito ma, in termini di punteggio, ma penultimo per differenza reti. Fanalino di coda con 9 punti il Roller Salerno al nono posto. Partita comunque da non prendere sotto gamba, lo dicevamo, un solo punto separa il Roller Matera da, dalla, dalla Pumas, quindi massima attenzione per mantenere quantomeno il sesto posto, il secondo posto, e sperare che il Castiglione faccia un passo falso, mai dire mai, e magari saltare al primo. Tutto pronto, ecco che i ragazzi di Valeria Antezza si apprestano ad entrare in pista. Una squadra dotata di giocatori di una discreta fisicità, a giudicare dalle stazze e dalle altezze. Tanti chili e centimetri per questa formazione del roller. Lo starting five previsto per il Matera vede Simone Bigato in porta, Luca Santeramo, Piozzini, Monticelli e Torres Alvarez. Vedremo poi
cosa avrà deciso Mirko Bertolucci per il suo quintetto base. Intanto la prova pallina eseguita dall'arbitro Fermi. La pallina è stata al centro e ci sarà ora il primo tempo e i saluti. Si scambiano i 5 gli avversari. Lo so. Tutto pronto dunque, gli ultimi saluti e ci sarà il consueto momento in cui i ragazzi da Puma si caricheranno insieme al loro allenatore. Massima la concentrazione, lo ripetiamo, per questa gara che vede gli avversari solo a un punto, a un solo punto dalla Pumas, all'ultima giornata. Avete sentito l'urlo? Sono alla carica per i ragazzi della Pumas. Intanto verrà effettuato un minuto di silenzio per la scomparsa del pontefice Papa Francesco, avvenuta la settimana scorsa. Ecco che i giocatori vanno a schierarsi in pista. Si chiude qui il minuto di silenzio tributato a Papa Francesco, grande figura degli ultimi 12 anni della Chiesa cristiana. Tutto pronto? Sulla battuta Monticelli e Piozzini. Perfetto, e caglia una staffilata Santeramo dalla distanza di molto a lato, recupera la pallina intanto Pezzini, Carrieri, all'angolo Olivieri che appoggia dall'altra parte a Pezzini, poi c'è un retropassaggio a dare respiro alla manovra per Marchetti che non sfrutta il blocco, decide di ragionare, appoggia ad Olivieri, poi Carrieri, Pezzini ora sulla sinistra, cambia tutto per Carrieri, in profondità poi per Olivieri, adesso gestisce la pallina nel retroporta Marchetti, risale, retropassaggio per Pezzini nella propria metà pista, deve andare al tiro per la scadenza dei 45, tiro deviato, oppure no, anzi, non era deviato, era pallina alta di Pezzini. Santeramo
per Monticelli, poi Torres Alvarez, ancora Santermo e scambia con Monticelli, ma recupera la pallina Marchetti. Scarica a Olivieri che tira debolmente rasoterra, riparte il Matera con Piozzini, diagonale e centrale senza problemi, respinge Thomas Pezzini. Poi c'è un fallo commesso a danni di Carrieri da Piozzini, il primo fallo del roller Matera ad 1 minuto e 20 secondi dall'inizio del match. Marchetti, Carrieri cambia tutto per Pezzini, ancora Carrieri sulla sinistra, poi in profondità per Marchetti, incerto nel controllo, poi domestica la pallina, subisce la pressione dell'avversario, porta la pallina a una mano, la lascia a Olivieri che poi ha un attimo di incertezza ma recupera caparbiamente. Tanto carattere da parte di questo giovane prospetto della Pumas. Bisogna andare al tiro nuovamente, pallina persa, riparte Piozzini, Torres Alvarez sulla sinistra, si ferma all'angolo, poi retropassaggio per Piozzini, poi sbaglia tutto Piozzini, manda la pallina dove nessuno dei suoi si fa trovare, e imposta intanto Marchetti. Carrieri scarica Olivieri che gioca nella retroporta per Pezzini. Pezzini fa questo retropassaggio un po' impreciso ma recupera Marchetti. Percussione di Marchetti sulla destra e diagonale che è andato alto. C'è un problema intanto per Thomas McKinney che deve sistemarsi l'attrezzatura. Si è staccata una fascetta del gambale, a quanto pare. Fase ancora di studio con nessun tiro nello specchio per ora, se non un diagonale di Piozzini, comunque agevolmente parato da Marchetti, da McKinney, scusate. La situazione falli vede il Matera un fallo, a 0 falli ancora la Pumas. Problema risolto dunque per Thomas McKinney. Si riparte con una rimessa di seconda sulla battuta Olivieri, pronto a ricevere Marchetti. Gestisce Marchetti, poi il retropassaggio per Carrieri che va in percussione sulla sinistra, subisce la pressione del numero 13 Torres Alvarez, poi serve Marchetti che gira tutto per Pezzini, ancora Marchetti sulla destra, sfrutta il blocco, ha il tiro e respinge Pigato con il guantone. Recupera ancora la pallina Marchetti, poi sbaglia l'appoggio per un soffio. Il 74 Monticelli non ha intercettato una pallina che poteva essere pericolosissima sul filo della metà campo. Marchetti sfrutta il blocco, Pezzini scusate, sfrutta il blocco, scarica per Marchetti che non aggancia, preso in controtempo. Ancora Marchetti per Olivieri. Pezzini si accentra, lascia la pallina a Marchetti. Marchetti cerca la penetrazione, scarica per Olivieri che cerca un filtrante per Carrieri ma capisce tutto Piozzini. Tanto c'è questo passaggio sbagliato, recupera la Pumas. Marchetti per Olivieri che si è trovato spalle alla porta, in una posizione non agevole per andare al tiro. Riparte Piozzini intanto. È comunque pressante l'azione dei ragazzi della Pumas che recuperano palline su palline. Sterile la manovra del Matera in queste fasi. Poi c'è questo rasoterra deviato di Pezzini. Piozzini in profondità per Monticelli. Torres Alvarez alza la testa, guarda se ci sta un passaggio, appoggia Piozzini nella propria metà pista, sta filata di Piozzini e poi c'è un gioco al volo di Francesco Monticelli che si era trovato troppo sotto porta e con una difficile pallina da controllare. Comunque bellissimo il suggerimento in profondità di Pezzini, bel lancio. Marchetti gestisce nel retroporta, trova Olivieri in discesa e è debole il tiro e sul primo palo. Torres Alvarez intanto imposta per il Matera, apre su Monticelli,
pressato da Carrieri all'angolo, poi va a raddoppiare Marchetti che recupera la pallina, scarica per Pezzini, Olivieri ancora sulla sinistra, subisce la pressione del numero 2 Santeramo, poi scarica ottimamente su Marchetti che lascia la pallina a Carrieri. Carrieri in retroporta per Olivieri, attende la discesa di un compagno Olivieri, poi retropassaggio per Marchetti, percussione di Marchetti che si accentra, non si fa ipnotizzare Torres Alvarez che va a deviargli la pallina. Olivieri controlla e appoggia a Carrieri. Pezzini cerca il filtrante, capisce tutto Santeramo, poi decide di ragionare, temporeggia. Torres Alvarez che risale dalla sponda sinistra, appoggia ancora a Santeramo, lancio di Santeramo per Piozzini che ha difficoltà nel controllo ma poi recupera. Poi Torres Alvarez sulla destra, serie di finte, poi cerca lo scarico per Santeramo, Olivieri sulla pallina, poi ancora Torres Alvarez, raso terra di molto a lato. Poteva fare qualcosa di meglio lo straniero Materano. Marchetti sulla sinistra, lascia la pallina a Carrieri, poi Olivieri sulla destra, alza la testa, cambia tutto per Carrieri dalla parte opposta, poi Carrieri si accentra, alza la testa, guarda se ci sta un filtrante, sfuma l'occasione, ancora Carrieri. Pezzini, Olivieri nel retroporta, scarica Pezzini all'angolo, poi il retropassaggio per Marchetti, sono pochi gli spazi, si deve andare al tiro, mancano 5 secondi, forcing di Marchetti e vanno a scadere i 45 secondi sulla ribattuta. Lo ricordiamo, i 45 secondi possono ripartire solo dopo un evidente possesso palla compiuto dall'avversario, non sulla ribattuta. Piozzini, Santeramo nella prova metappista, pressato da Olivieri che intercetta la pallina, 1 contro 1, ragiona, poi sotto gamba a favore di Marchetti. Sfumata questa supplezione di priorità numerica. Carrieri, Marchetti cincisca con la pallina, poi scarica di nuovo a Carrieri sulla destra. Olivieri, serie di finte, poi appoggia nella prova metappista Pezzini. Marchetti in profondità per Carrieri, poi Olivieri, ancora Marchetti, sfrutta il blocco, anzi no, va dalla parte opposta, la pallina si stampa sulla stecca di Carrieri. Torres Alvarez, Santeramo in profondità per Monticelli, poi ancora Santeramo. Torres Alvarez, serie di finte, atterrato irregolarmente a giudizio di Fermi. Fallo fortuito. E c'è un time out chiamato da Mister Antezza a 17 minuti e 7 secondi dalla fine della prima metà, una fase di studio che vede la Pumas in una condizione di supremazia territoriale ma non ancora andare a segno. Qualche tiro nello specchio ma niente che abbia impensierito più di tanto l'estremo difensore piegato, ma è ancora lunga e l'avversario rimane comunque temibile di tutto rispetto. Soprattutto gioca un hockey di grande fisicità. Scaduto dunque il minuto di time out. Vedremo se le indicazioni di Mirko Bertolucci serviranno ad aprire un po' di più questa difesa materana. Il pressing comunque è stato altissimo sin qua, il Matera ha faticato diverse volte ad uscire dalla propria metà pista.
Torres Alvarez alza la testa, appoggia Piozzini. Ancora Torres Alvarez pressato da Carrieri. Monticelli recupera su di lui Marchetti, appoggia Olivieri che perde la pallina a favore di Monticelli e poi Piozzini. Alvarez. Torres Alvarez per Monticelli, manca la pallina, resta lì e la recupera ancora Torres Alvarez. Controlla intanto a favore di Marchetti. Carrieri nel retroporta, aspetta la discesa di un compagno, cerca il filtrante, ma capisce tutto Torres Alvarez che gioca di sponda per Monticelli. Recupera intanto su di lui Pezzini. Marchetti si accentra, scarica. Ancora Pezzini. Chiede passaggi precisi Mirko Bertolucci affinché non si perda l'attimo per andare al tiro. Tanto Olivieri ragiona, poi di sponda per Pezzini. Deviazione di Olivieri su questo lancio di Pezzini. Nulla di fatto. Marchetti, Carrieri in posizione centrale, scarica a Olivieri in discesa che subisce fallo. Il secondo assegnato sin qua al Matera. Olivieri sulla battuta dal vertice alto sinistro nell'area di rigore. Carrieri pronto a ricevere nella propria metà pista per Pezzini, poi Marchetti prosegue sulla destra, Pezzini e se ne va, scarica una pallina al bacio per Olivieri che in posizione centrale buca imparabilmente Pigato. Una volata di Pezzini che è entrato come un coltello nel burro nella difesa di Materana, un po' addormentata devo dire in questo frangente. Ha fatto tutto bene comunque Pezzini che ha servito una pallina al bacio da distanza ravvicinata a Olivieri. Sempre ben posizionato Olivieri all'attacco. È un giocatore dotato di un ottimo senso della posizione. Recupera intanto lo stesso Olivieri la pallina. Pezzini di sponda per neoentrato Bigatti. Poi in profondità per Marchetti. Retropassaggio a dare respiro alla manovra per Pezzini. Poi perde l'aggancio con la pallina Olivieri. Lancio di Piozzini per un neoentrato. Attendo di vedere il numero. Si tratta... Abbiate pazienza, spettatori, che non sono ancora a favore di maglietta, oro lo sono. Si tratta del 33 Ferrara. Santeramo risale, lob per Piozzini, poi filtrante di Piozzini deviato, ancora Santeramo. Sotto gamba a favore di Torres Alvarez. Poi serve in profondità Ferrara che lotta con Olivieri, esce vittorioso dall'ingaggio, poi Pezzini, pressato ora dallo stesso Ferrara. Marchetti lancia in profondità Bigatti che riesce in qualche modo a recuperarla. Pezzini per lo stesso Bigatti. Olivieri. Bigatti all'angolo, pressato da Santeramo. Serve Pezzini. Poi lancio a retropassaggio a dare respiro alla manovra per Marchetti. E gancio contro gancio e tiro di Marchetti di molto a lato purtroppo per la Pumas. Poi c'è un gioco da terra che vale fallo con chiara occasione da gol. Sembrava tuttavia che non ci fossero comunque difensori a protezione dell'area di rigore viareggina, ma ultimo uomo ha decretato l'arbitro fermi e dunque tiro diretto per il Matera
non era sembrata una chiara occasione da gol. C'erano più giocatori della Pumas. Tanto le proteste sono valse il warning a Mirko Bertolucci. Torres Alvarez, giocatore tecnico, alza e schiaccia e poi grandissima parata in due tempi di Mechini. Olivieri intanto all'angolo, Marchetti perde la pallina a favore dello stesso Torres Alvarez, azione personale, si fa spazio tra una colpi di Streca, Torres Alvarez scarica sul secondo pare per Piozzini che prende un palo esterno per le fortune della Pumas, occasionissima per il Matera. Fase un po' concitate per ai danni della Pumas. Piozzini per le fortune della Pumas sbaglia un gol fatto a portiere battuto praticamente. Sono state dunque due transizioni che hanno causato prima il tiro diretto per chiara occasione da gol e poi questo contrattacco veloce del Matera che poteva costare carissimo con questo palo di Piozzini. Mirko Bertolucci infatti si è prestato in questa fase di impasse a chiedere un time out per mettere ordine. Probabilmente ha visto che la squadra si era un po' disunita in questi ultimi 2 minuti. La situazione falli vede entrambe le squadre in situazione di parità, 2 falli. 13 minuti e 26 secondi alla fine del primo tempo. Conduce la Pumas per 1-0. Ma è vivo là davanti questo Matera. Prima con Torres Alvarez sul tiro diretto, poi con questo palo clamoroso a portiere battuto di Piozzini. Cardella intanto ne è entrato Pezzini, è entrato anche Pesavento nelle fine della Pumas. Bigatti perde l'attimo per il tiro, poi cincisca con la pallina, riparte Piozzini, serve il numero 33 Ferrara che non aggancia. Cardella si invola sulla destra, poi ragiona, appoggia Pesavento, porta il blocco. Bigatti all'angolo, alza la testa, retropassaggio a dare respiro alla manovra per Cardella. Poi Pezzini in profondità. Bigatti intanto gestisce il retroporta, Pezzini all'angolo. Di sponda per Cardella, serie di finte, scarico a Pesavento. Ancora Cardella, Pezzini. Sfrutta il blocco, prosegue, sta affilata la sotterra, respinge con la stecca Pigato, Piozzini, Torres Alvarez, Santeramo e scadono i 5 secondi di possesso palla entro la metà campo. Pumas che ha eseguito un buon pressing in questo frangente, costringendo all'antigioco l'avversario. Cardella gestisce a metà pista, scarica Pezzini sulla destra, ancora Cardella sulla sinistra adesso. Poi in profondità per Pesavento che compie questo passaggio un po' velleitario, ma ci arriva comunque Bigatti. Poi cerca il filtrante su Bigatti che prende la rete esterna. Tiro di poco fuori, ha preso la rete esterna. Tanto Oscar Mora nella Pumas. Cardella, Bigatti, ancora Cardella, sfrutta il blocco, c'è il tiro e tutto da rifare questo tiro. Pallina in movimento, l'arbitro Fermi indica l'esatto punto di battuta.
Piozzini e Santeramo sulla battuta. Lascia Ferrara, Santeramo, vince un ingaggio e poi dialoga con Mora, poi interviene Piozzini. Ancora Santeramo, Torres Alvarez sulla sinistra, va in forcing sulla sinistra, scarica Piozzini, poi Santeramo nella propria metà pista, sotto gamba, poi scivola. Un po' cercato questo fallo con grande mestiere da parte di Santeramo. Torres Alvarez, Santeramo, lancio a favore di Piozzini, poi sulla ribattuta poteva far male Ferrara, ma comunque sostanzialmente positiva la prova difensiva dei ragazzi della Pumas negli ultimi minuti, che hanno concesso veramente poco all'avversario. Scivola un Materano, poi scarico su Bigatti che in girata non inquadra la porta. C'era una bella tana dalla parte della Stecca sul secondo palo. Peccato, aveva fatto tutto bene Bigatti. Pesavento risale, gioca di sponda per Cardella. Poi prosegue sulla destra Cardella dopo il blocco. C'è la deviazione sotto misura di Bigatti, pericolosissima. Poi Pesavento ancora per Oscar Mora. Sbaglia il controllo Bigatti, riparte Santeramo, manca l'aggancio fortunatamente per la Pumas. Poi 3 contro 1, anzi, sfuma con questo passaggio sbagliato per Cardella. Sono fondamentali la precisione nelle ripartenze è fondamentale, trovare il tempo giusto. Tanto Mora, forcing di Mora sulla destra, va a girare in retroporta, poi serve nella propria metà pista Cardella. Bigatti appoggia una mano a Mora nel retroporta, tentativo di alza e schiaccia di Mora, poi Ferrara, finta di arresto e poi prosegue, sbaglia tutto. Bigatti dunque, Pesavento, ragiona la Pumas. Cardella, Bigatti all'angolo, appoggia Mora ma recupera Ferrara, apre per come Monticelli, poi c'è questa azione d'attacco sfumata. Si dovrà presumibilmente ripartire con un ingaggio a 2. Vedremo qual è stata la decisione arbitrale. Sì, è un ingaggio a 2. Piozzini e Marchetti sull'ingaggio. E recupera intanto la pallina Bigatti che va in forcing, non c'è il tiro, appoggia di sponda a Cardella, poi Mora cambia tutto per Cardella sulla sinistra, in profondità per Pesavento, appoggia Bigatti nel retroporta, sbaglia l'appoggio Bigatti, poi Piozzini, attenzione, scambia con il numero 74 Monticelli che è pressato, recupera la pallina Bigatti. Ottimo l'intervento difensivo di Bigatti. Molto pronta in questa fase comunque la Pumas a chiudere gli spazi. Pesavento per Cardella. Mora scivola un attimo, perde l'attimo per il passaggio. Gestisce a metà pista, poi appoggia a Cardella. E passaggio impreciso
Cardella per Mora. Mora sbaglia questo passaggio orizzontale pericolosissimo su cui si è fatto trovare Ferrara, che fortunatamente per la Puma è scivolato. Una gravissima ingenuità di Mora che ora scivola e commette gioco da terra. Si è mangiata una grandissima occasione Ferrara, andando a cadere in mezzo all'area. Piozzini recupera Cardella, appoggia Bigatti sulla sinistra, Bigatti alza la testa e serve nel retroporta Pesavento, poi Pesavento alza troppo la pallina. Ah no, non è pallina alta a detta dell'arbitro Fermi, e ora scadono i 5 secondi. Era clamorosamente al di sopra del 1,50, probabilmente di ben un metro. Increduli i giocatori della Pumas, che non hanno neanche tentato di recuperare la pallina. È comprensibilmente nervoso Mirko Bertolucci per questi passaggi orizzontali che sono stati forieri di un testa a testa di Ferrara, scivolato per le fortune della Pumas. Partita comunque molto tirata, anche se ai punti si può dire che la Pumas si è presentata più volte rispetto all'avversario alla corte dell'estremo difensore Materano. Tanto Piozzini sulla battuta. Ferrara di sponda per Monticelli, che tira dalla distanza, nessun problema per Mechini. Intanto bellissima manovra di Pesavento, che dà prova di un grande patinaggio, di un grande gioco di stecca, giocatore giovanissimo dotato di una tecnica sopraffina. Bigatti intanto appoggia nel retroporta a Oscar Mora. Mora poi per Pesavento, cambia tutto per Cardella, porta il blocco, poi lo sfrutta Cardella, poi ci sta lo scarico ma decide per tirare. Troppo lento al tiro Pesavento nel caricare. Tanto Piozzini anticipa Pesavento, scarica Mora, ancora Pesavento sulla sinistra. Mora nella propria metà pista. Cardella in profondità per Mora, ottimo il controllo, ancora Cardella, sfrutta il blocco Cardella, poi bellissimo lancio in profondità, è mancato un soffio che il bloccante Pesavento non ricevesse e andasse praticamente a un tiro frontale. Poi c'è questa caduta del numero 13 Torres Alvarez. Non c'è niente per l'arbitro Fermi. È stata una bellissima azione quella poc'anzi eseguita dalla Pumas, è mancato un soffio che dopo il blocco il giocatore della Pumas ricevesse palla proprio di fronte al portiere. Una bellissima combinazione. Pesavento per Cardella, sbaglia il passaggio, intuisce Ferrara, cambia tutto per Torres Alvarez,
percussione di Torres Alvarez, pressato da Pesavento, va a girare nel retroporta. Poi ancora Ferrara, finte, poi a destra, poi comunque non si fa ipnotizzare Cardella, che per un attimo si era in possesso della pallina, poi spazza via dalla centro area Mechini, fase concitate, ma è comunque vigile la Pumas anche nelle sfuriate dell'avversario. Piozzini sulla battuta, poi Ferrara batte Monticelli, difficoltoso il controllo, subisce la pressione di Pesavento, poi se ne libera e si invola sulla sinistra, finta di tiro e scarico, ma è provvidenziale il recupero di Carrieri. Pesavento, va via Ferrara, poi apre per Carrieri che offre un assist al bacio per Olivieri, che non è riuscita a impattare con decisione la pallina sul secondo palo. Poi Torres Alvarez, la pallina rimbalza su Cardella. Ferrara, sta affilata la sotterra di Ferrara, stoppa la pallina Cardella e apre per Carrieri sulla destra. Olivieri intanto all'angolo, alza la testa, serve di sponda Pesavento nella propria metà pista. Poi si va sulla destra, anzi sulla sinistra con Elia Cardella che tira un insidiosissimo, una staffilata dalla distanza. Monticelli, lancio su cui comunque si fa trovare pronto Mechini. Poi c'è questo lancio in profondità per Carrieri. Ragiona Carrieri, risale. Guarda se ci sta il filtrante e lo trova in Olivieri tutto solo. Per un soffio non ha impattato la pallina a rete. Probabilmente non se l'aspettava neanche Olivieri questo suggerimento di essere così solo nel mezzo all'area. Pesavento recupera, forcing di Pesavento, va al testa a testa e batte con grande tecnica Pigato sul primo palo. Sul primo palo un tocco da maestro, finta il gancio e poi tira sul primo palo. Grande freddezza da parte del giovanissimo giocatore della Pumas. Tanto Piozzini, un gol comunque importantissimo in fasi concitate del match. Olivieri, tiro deviato, poi Piozzini su di lui, apre per Santeramo, cincisca con la pallina, poi retropassaggio per Piozzini, Monticelli, ancora Piozzini, intuisci la traiettoria del passaggio Olivieri che poi va a commettere fallo un po' severo, perché comunque la trattenuta sembrava anzi di Piozzini, che con grande mestiere si guadagna questo fallo, che è il quarto della Pumas, a 3 falli la Matera. Tanto recupera Carrieri, scarica a Olivieri, poi Pesavento. Cardella, Olivieri all'angolo, pressato da Santeramo, se ne libera, cerca l'appoggio a Carrieri ma intuisce tutto Piozzini, anzi scusate, poi Santeramo, filtrante su cui fa un recupero strabiliante Cardella, grande prova difensiva di Cardella, provvidenziale su questo passaggio in diagonale. Giocatore dotato di una notevole forza atletica, Cardella. Olivieri, è opportuno un po' cercare di addormentarla un pochino questa partita prima della fine della prima metà, senza rischiare di allungarsi. Intanto Pesavento controlla con sicurezza in mezzo all'area la pallina. Cardella cambia tutto per Pesavento, Olivieri all'angolo, poi c'è fallo su Carrieri, non sono riuscito a vedere
un fallo di Santeramo a pallina lontana, una steccata sulla stecca di Carrieri probabilmente, un po' ingenuo. E ristabilita dunque la parità dei falli. Comunque Pumas meritatamente in vantaggio, aveva già eseguito diverse trame di gioco conclusesi con tiri molto pericolosi e poi ha trovato la rete del 2-0, rete fondamentale contro un avversario comunque non facile, e Maidomo là davanti. Ora si cercherà di far trascorrere in relativa tranquillità questi 1 minuto e 39 secondi, cercando di rischiare il meno possibile e coprire la pista. Quindi lunghi possessi e tiri a colpo sicuro senza tanti rischi, chiede Mirko Bertolucci. Carrieri sul primo tocco di questa rimessa di seconda. Sulla linea di passaggio 2 opzioni, Pesavento Cardella. Cardella, Pesavento. Sale alto il Matera. Carrieri in profondità per Olivieri. Alza la testa e serve Carrieri dal retroporta. Poi Pesavento. Bellissimo suggerimento per Olivieri, che fa un dai e vai con Pesavento, che ha mancato l'aggancio con la pallina. Peccato, poteva propiziare una discesa a rete di Pesavento questo dai e vai. Santeramo subisce la pressione di Pesavento, cade, nulla di fatto per Fermi. Olivieri chiede ordine alla panchina della Pumas di passare indenni questi ultimi scampoli di primo tempo. Carrieri, una Pumas che gioca ai 4 cantoni, come si diceva una volta. Olivieri gestisce la pallina, porta la pallina, appoggia a Pesavento, poi Pesavento sbaglia il passaggio, Monticelli sulla traiettoria. Torres, Olivares, poi ancora Monticelli, Santeramo, Torres, Olivares nella propria metà pista, 20 secondi alla fine della prima metà, poi Carrieri lancia in profondità, Cardella che in posizione troppo angolata, peccato, ma è molto attenta la Pumas nella gestione di questi secondi finali. Pesavento, 3 secondi, finta, ora ci sta il tiro, è bellissima comunque il disimpegno di Pesavento su Carrieri che dal limite poteva far male, ma il tiro è stato respinto. Comunque prova di grande concentrazione e attenzione in questa seconda metà del primo tempo, dove la Pumas ha comunque contenuto e contrattaccato con ordine e efficacia il Matera. Partita sin qui ben disputata. Noi ci risentiamo dunque per la seconda metà fra 10 minuti. Ah, un secondo, un aggiornamento dalla pista di Camaiore, mi dicono dalla regia, attendiamo che consulti. Il Camaiore è in vantaggio sul Follonica per 2-0, quindi ha la possibilità, se si chiude in vittoria per la Pumas, di piazzarsi in terza posizione, almeno per ora. Ci risentiamo dunque fra 10 minuti.
ben ricollegati per la seconda metà di Pumas Roller Matera. Una partita ben gestita, l'abbiamo detto sin qui, dai ragazzi di Mirko Bertolucci, che hanno contenuto e contraccaccato efficacemente. Conduce la Pumas per 2-0, ma è comunque ostico questo Roller Matera, che ha avuto diverse occasioni per accorciare le distanze. Benché ai punti comunque si può dire che la Pumas abbia meritato veramente qualcosa in più sin qua. Avversario comunque temibile, a un solo punto, lo ripetiamo, dalla seconda in classifica Pumas Ancora, quindi avversario di tutto rispetto. E non è ancora definita, 2 reti non sono niente nell'hockey pista. Olivieri sulla battuta, tutto pronto per l'arbitro Fermi. Marchetti nella propria metà pista si incrocia con Pezzini, prosegue sulla sinistra, scarica per Carrieri tutto solo nell'area, poi tiro di Carrieri da distanza ravvicinata, ottimo l'intervento di Pigato, veramente superlativo Pigato, che con il guantone e grandi riflessi dice no. Poi Ferrara servito in profondità da Piozzini, pressato all'angolo da Pezzini, poi Santeramo per Piozzini, gli ruba la pallina imperiosamente Olivieri, poi Carrieri servito da Pezzini, serie di finte per Carrieri, poi c'è un blocco in movimento da parte di Olivieri, severa la decisione dell'arbitro Fermi, si lamenta la panchina della Pumas, è il quinto fallo, a 4 falli invece il Matera. Poi c'è questo lancio sbagliato di Santeramo, recupera Olivieri, apre per Pezzini sulla destra, sotto gamba di Pezzini in profondità per Carrieri, gran classe da parte di Pezzini. Poi Carrieri, serie di finte in uscita da retroporta Marchetti, è buono il giro palla dei ragazzi di Mirko Bertolucci. Carrieri, c'è un problema per Carrieri al pattino, o cosa? Sì, è un problema al pattino destro, ha perso la ruota destra anteriore. Sfortunato Carrieri, entra Bigatti a dar manforte ai suoi compagni. Marchetti di sponda per Carrieri, per Pezzini, scusate. Serie di finte, poi sbaglia l'appoggio, recupera Santeramo, alza la testa, serve dalla parte opposta Ferrara, è altissima la difesa della Pumas e è costretto a tirar via la pallina Ferrara, complice il pressing asfissiante Viareggino. Poi Pezzini apre per Marchetti, si invola sulla destra, va a girare nel retroporta e fa possesso. Retropassaggio a dare respiro alla manovra per Pezzini. Staffilata di Pezzini, para Pigato, tiro insidioso comunque, poteva essere passibile di una deviazione. Poi Olivieri, Pezzini, sbaglia l'appoggio, Olivares, poi serve Piozzini, recupera Bigatti, poi Santeramo all'angolo, la pallina carambola sulla sua stecca, retropassaggio per Torres Olivares, ancora Torres Olivares, cambia tutto per Piozzini, poi sbagliato il diagonale per Ferrara, Olivieri sbaglia il passaggio, Olivares 2 contro 2, si oppone al suo suggerimento Olivieri, poi si invola alla corte di Bigatto, cerca di beffarlo con un raso terra, non si fa ipnotizzare l'estremo difensore materano, pericoloso Olivieri che si fa perdonare la disattenzione difensiva, poi ancora Marchetti sotto misura, servito da Olivieri, poi Ferrara. Ferrara cambia tutto per Olivares nella propria metà pista, staffilata di Olivares al lato, Piozzini per Ferrara, poi lancio di Ferrara raso terra a propiziare la deviazione di Pezzini, c'è una pallina alta, la pallina alta in aria
e l'arbitro fa rimettere dal vertice alto. Tanto va a spiegarsi con Mirko Bertolucci, l'arbitro Ferrari. Fermi, scusate. Figlio d'arte del compianto Gianni, storico arbitro di hockey. Torres Olivares, sta affilato di Torres Olivares, insidiosissima la deviazione sotto misura di Ferrara, ha rischiato molto la Pumas. Santeramo si ferma, fa inversione, cambia tutto per Ferrara. Tiro dalla distanza di Ferrara deviato, poi ancora Santeramo, va a girare in retroporta. Cerca la discesa di un compagno, tutti fermi, esce dal retroporta, dà respiro alla manovra con questo retropassaggio per Torres Olivares che si invola sulla sinistra, chiuso ottimamente da Marchetti. Poi Santeramo, è alta la difesa della Pumas, Pezzini su di lui, lo costringe a un retropassaggio sbagliato, poi sta affilata la distanza che serve Piozzini a centro area. Bigatti sulla sinistra, appoggia Pezzini, diagonale per Olivieri e serve nel retroporta lo stesso Bigatti. Bigatti temporeggia, aspetta la discesa di un Portagno, si incrociano due viareggini, retropassaggio per Marchetti nella prima metà pista, forcing di Marchetti, chiuso ottimamente da Piozzini, poi recupera Pezzini, controlla a seguire Olivieri, poi ragiona di sponda per Pezzini. Marchetti per Pezzini, Pezzini serve una pallina alta a Marchetti, inspiegabile, ancora un pattino per chiara occasione da gol probabilmente, è un po' rigorosa per non dire. E quindi c'è il blu, il secondo warning blu per Mirko Bertolucci che complica un po' le cose, costretto a sostituire Marchetti, quindi ci sarà una superiorità numerica per il Roller Matera. Fase durissima della gara, un avversario temibile da tenere a distanze, purtroppo il Matera rischia di rifarsi sotto pericolosamente e di accorciare le distanze con questa punizione diretta sulla stecca di Santeramo. Vedremo se deciderà per un tiro di prima intenzione. E così è, tiro alto che si stampa nel muro retrostante, quindi nulla di fatto. Ora 2 minuti di sofferenza e l'inferiorità numerica. Bigatti, Pezzini, Olivieri. Non ci sono grandi giocatori nel senso del possesso palla in pista. Intanto Olivieri subisce la pressione, forse fallosa di Piozzini. Nulla di fatto per Fermi. Santeramo, Piozzini, Santeramo, a triangolo i ragazzi della Pumas. Piozzini taglia con questo ottimo passaggio per Ferrara l'area difensiva, poi Olivieri cerca il tiro, agevole la parata di Pigato, nessuno lo ha accompagnato nella manovra offensiva e lui si è visto costretto al tiro. Ancora Olivieri, temporeggia, appoggia Pezzini. Sarebbe stato utile l'ingresso di Carrieri, forse ancora alle prese con la riparazione del pattino. Bigatti ancora va a lottare alla balaustra, fa possesso, serie di inversioni per Bigatti e grande cuore da parte dell'Odigiano che poi va a sbagliare l'appoggio su Santeramo. Santeramo ancora imposta per i suoi. Olivares
Ferrara schierato a centro area, pronto alla deviazione su questa staffilata di Santeramo, che però aveva colto il muro. Era una pallina che era andata out praticamente, non se ne è accorto Fermi, clamoroso. Non ha visto che aveva impattato il muro. Basta anche il suono per accorgersene. Poi c'è questa parata sul tiro dalla distanza di McKinney. Attenzione ancora McKinney su Olivares, si distende. È ristabilita la priorità numerica. E è riuscito indenne a passare indenne questi 2 minuti di relativa sofferenza la Pumas. Dico relativa perché non ci sono stati grossi grattacapi creati dal Matera. Poi c'è questo fallo di Piozzini su Bigatti. Una situazione di falli in parità, 5 per squadra, a 17 minuti e 43 secondi dalla fine del match. Conduce ancora la Pumas per 2-0. È stato fondamentale non subire gol su punizione diretta né in inferiorità numerica. Questo avversario è sicuramente valoroso e 2 reti di distanza fanno comodo di qui alla fine. Anche psicologicamente sarebbe stato un duro colpo. Bigatti sulla battuta. Pezzini cambia tutto per Cardella sulla sinistra, porta il blocco, lo sfrutta Cardella, risale Bigatti, è raddoppiato, poi scarica, cambia tutto su Pezzini. Pezzini cerca di battere con un lob Santermo e ci riesce a favore di Carrieri, poi Ferrara recupera su di lui. Ancora Ferrara, porta palla per i suoi, si invola sulla sinistra, subisce la pressione di Cardella, va a girare nella retroporta, di sponda per Piozzini. Piozzini di prima intenzione per Torres Olivares di sponda. Ancora Piozzini, staffilata dalla distanza, risponde con grande sicurezza Thomas McKinney su questo violentissimo tiro del Materano. Santeramo. Ancora Torres Olivares. Si invola sulla sinistra, è raddoppiato, poi si libera di 2 avversari. C'è questo tiro insidiosissimo che per un soffio non passa sotto i gambali di Thomas McKinney. È mancato un soffio, ma si è comunque opposto l'estremo difensore viareggino a questo raso terra. Bigatti protesta con l'arbitro per questa serie di steccate. Pezzini. Cardella sfrutta il blocco, anzi poi in profondità per Carrieri. Carrieri cambia tutto sull'angolo opposto per Bigatti che risale. Cerca questo filtrante velleitario che poteva propiziare il contropiede Materano. Un passaggio azzardato. Poteva allargare sul compagno schierato sulla destra che aveva una prateria libera. Non si capisce perché prendersi questi rischi sul 2-0. Santeramo per Olivares, Torres Olivares ancora per Santeramo, cade Ferrara, nulla di fatto per l'arbitro, poi Torres Olivares si invola sulla sinistra, pressato da Carrieri, prosegue, scarica a Santeramo, serie di finte per lui, poi cerca la percussione, l'azione personale, ma Bigatti raddoppia su di lui, scarica a Pezzini. Pezzini cerca il dai e vai e sbaglia perché è sulla traiettoria Torres Olivares che serve Ferrara che fortunatamente per la Puma sbaglia il tiro. C'è un colpo alla nuca subito da Carrieri, quindi un gesto reputato grave da parte dell'arbitro Fermi, da parte di Olivares su Carrieri.
e sarà punizione diretta per la Pumas. Onestamente non sono riuscito in grado di vedere, si tratta di uno scontro a palla lontana. Sogghigna Carrieri. Bigatti sulla battuta. Avanza il Lodigiano, serie di finte, gancio contro gancio e pallina deviata. Ha cercato il set dalla parte della Stecca Viga ma non ci è riuscito. Tanto Piozzini. E interessante suggerimento per Ferrara che non ci ha creduto fino in fondo. Tanto Piozzini sulla sinistra. Ancora Santeramo nella propria metà pista. È altissima la difesa della Pumas. Poi recupera Carrieri. 13-09. C'è un warning per mister Antezza. Warning a mister Antezza, chiedeva il blu. Piozzini, Santeramo pronto alla ricezione, pallina recuperata da Carrieri, Carrieri scarica per Cardella, poi a Darman forte al rimorchio Marchetti ed è gol! Gol dalla parte della Stecca, una triangolazione, Marchetti, Cardella, Carrieri, Cardella, Marchetti, in discesa ha tirato imparabilmente per il 3-0. Fondamentale allungare le distanze. Questo avversario è sempre temibile. Ma questa sera la Pumas ha ben sfruttato le occasioni create, ha fatto tutto molto bene, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ma qualsiasi errore contro questo avversario potrebbe costar caro. È stata una partita infatti di grandissima attenzione contro un avversario veramente non banale questa sera al Dorando Petri. Situazione falli, vede ancora a 5 falli la Roller Matera, a 6 falli invece la Pumas. Comunque qualche sicurezza in più ora, 3-0, 14 minuti e 25 secondi dalla fine alla fine della gara. Diciamo un risultato messo un po' più in sicurezza di quanto non lo fosse prima, ma è lunghissima e si tratta di mantenere quantomeno la seconda posizione in classifica in stagione regolare. Monticelli per Piozzini, Santeramo per Piozzini, un giro a 3 dei Materani, recupera, anzi no, Cardella, ancora Santeramo, Monticelli, pressatissimo, Santeramo, carambola pallina sul pattino di Cardella, va a recuperare all'angolo Carrieri, poi Cardella ha il pertugio ma decide di ragionare.
e cambia tutto per Bigatti sulla sinistra. Alza la testa Bigatti, serve nel retroporta Marchetti. Marchetti dà respiro alla manovra con questo passaggio per Cardella. Poi si fa trovare sulla destra, scambia con Carrieri che si gira, cade, nulla di fatto. Poi Marchetti, c'è un impasse della difesa materana, deviata dal portiere. Carrieri. Marchetti. Marchetti per Bigatti che cicca il controllo. Riparte Monticelli. Altissimo il suo pressing, il pressing di Marchetti sul portatore di palla. Santeramo si impossessa della pallina Cardella. È asfissiante l'azione difensiva dei viareggini in questa fase. Bigatti. Carrieri. Cardella. Ora Cardella per Bigatti. In profondità per Carrieri. La panchina vuole che si giochi bassa la pallina, che si vada dietro la porta, portarla lontana dalla linea di metà pista. Fa scorrere il cronometro la Pumas con grande maestria, direi, in questa fase. 5 secondi alla fine e il possesso, lob di Marchetti, Bigatti dal retroporta, cerca il tiro. La pallina è stata toccata dal portiere, quindi riparte il possesso. Supremazia di possesso palla in questa fase da parte della Pumas, che fa quello che vuole. Carrieri sfrutta il blocco e c'è giustamente un blocco che è giudicato come uno sgambetto, da parte di Fermi. È uno sgambetto e lo sgambetto a termine di regolamento è passivo dei blu. Decisione veramente al limite del regolamento, ma di fatto la gamba ha agganciato l'altra gamba. È severa la decisione del direttore di gara. Ma tant'è, decisione comunque singolare sul blocco, di solito si dà fallo in movimento. Breve avanzamento e tiro, vedremo. Serata storta per lui, quindi inferiorità numerica tutta da giocare per i ragazzi di Mirko Bertolucci. Monticelli, Santeramo, a triangolo la Pumas. Piozzini, tiro dalla distanza, sulla ribattuta Ferrara, in seconda istanza ancora Mechini, poi Carrieri che perde la pallina, peccato. La recupera intanto Marchetti, decide di ragionare, appoggia a Pesavento. Pesavento è pressato, forse fallosamente, da parte di Monticelli, ma non è dello stesso avviso l'arbitro che decreta il gioco da terra. Santeramo, Piozzini, poi in profondità nella parte bassa per Monticelli. Ferrara ancora, poi Monticelli, tiro alla distanza di molto al lato, recupera Piozzini, appoggia a Santeramo che sbaglia l'appoggio, cicca la pallina e 2 contro 1, finta di tiro e poi tiro rasoterra, recupera Pesavento che poi decide per un disimpegno dove nessuno dei suoi si fa trovare dovuta a stanchezza, che ha dato il là a questo contropiede di Pezzini che poteva costare caro. Ristabilita intanto comunque la parità numerica, quindi indenne anche la Puma esce indenne anche da questa seconda inferiorità numerica. Ingaggio a 2. Mora per Pesavento per Pezzini in discesa sulla fascia sinistra e c'era questo assist sulla traiettoria, c'era Carrieri, non è riuscita a deviarla, poi si parapiglia all'angolo, c'è questo parapiglia all'angolo, c'è
Un warning? Warning ad ambo i due giocatori per questo parapiglia. Si tratta di Piozzini e Pezzini. Time out chiesto da Mirko Bertolucci. Partita comunque ben gestita sin qua, anche al netto di fasi concitate dovute alle due superiorità numeriche subite. 4 minuti di di inferiorità numerica non sono poche, e tuttavia la Pumas è riuscita a contenere discretamente l'avversario senza concedendo il giusto, diciamo. Vedremo ora di gestirla fino in fondo, correndo meno rischi possibili. A favore del Roller Matera, dopo il warning contemporaneo. Ferrara e Santeramo pronti a ricevere questa rimessa di seconda. Santeramo, serie di finte, lancio in profondità per Ferrara, che non era più sulla traiettoria di passaggio. Poi bellissimo passaggio per Pesavento, spinto. C'è una stecca alta da parte di Santeramo. Pezzini appoggia a Carrieri che si invola sulla sinistra, poi serve una mano Oscar Mora di sponda per Pesavento. Pesavento lancia in profondità Pezzini, ma intuisce tutto Ferrara, che dialoga con la sponda e si libera dell'avversario. Piozzini in profondità per Santeramo, che lotta con Carrieri, alla meglio poi. Torres Olivares, staffilata dalla distanza, risponde con sicurezza Thomas Mechini, sempre ben posizionato. Carrieri a tu per tu con il portiere, non riesce ad alzare a sufficienza la pallina per battere Pigato, occasionissima per la Pumas. Olivares, Torres, ancora Carrieri, Pesavento porta il blocco, Carrieri lo sfrutta, Pesavento scarica per Pezzini sulla destra, poi Mora, serie di finte, prosegue in forcing sulla sinistra, serve nel retroporta Carrieri che sbaglia l'appoggio, capisce tutto Santeramo. Staffilata di Santeramo, deviazione sotto misura di Ferrara, pericolosissima. Bellissimo lancio di Santeramo, altrettanto buona la scelta di tempo di Ferrara su questa deviazione a volo. Ma dice di no Mechini. Ingaggio a 2 dunque. Piozzini Mora. La pallina litiga con la mattonella. Ferrara. Poi pallina che va fuori. Vedremo di chi è stato l'ultimo cocco. Rimessa dice a favore della Pumas. Dice fermi. Situazione fallo, a falli vede a 6 falli la Pumas, a 5 il Matera. Pesavento di sponda per Olivieri. Olivieri per Pezzini. Bellissima sponda di Olivieri che poi va a tirare in seconda istanza dopo il tiro di Pezzini. Ottimo il fraseggio viareggino. Sponda al bacio di Olivieri per Pezzini. Tiro di Pezzini, respinta di Pigato e poi in seconda battuta Olivieri. Ingaggia 2. Mora Piozzini. Si lamenta Mora. Pesavento
si incischia la balaustra, poi Olivieri ragiona, appoggia Pesavento all'angolo, poi disponde a Pesavento, dà respiro alla manovra con questo passaggio per Pezzini, spinge a una volata Mora, ancora Pesavento, controlla ottimamente la pallina, azione personale, scarico per Pezzini che taglia con questo filtrante l'area a favore di Olivieri, non ben posizionato, o forse era sbagliato l'appoggio di Pezzini, peccato, azione sfumata, poteva essere veramente pericolosa. Poi tiro sotto misura di Piozzini, respinge Mechini. Pesavento, pressato, poi Ferrara tentava di lanciare in contropiede Piozzini, poi Pezzini, azione personale, porta a spasso la difesa materana, e ancora lotta alla balaustra, ma si impossessa della pallina Santeramo della gara. Olivares sulla battuta, Torres Olivares. Torres è il primo cognome, mi dicono la regia. Avanza Torres e perde l'aggancio con la pallina. Nervosismo e tensione da parte di Torres, che ha giocato brutti spersi allo straniero Materano. Poi c'è questo dai e vai che non va a buon fine. Inferiorità numerica, Pumas a triangolo. Torres Olivares ha il tiro, decide di non tirare, appoggia a Santeramo, poi ancora manca il controllo. Piozzini, ancora su Olivares, cambia tutto per Santeramo, sta affilata di Santeramo, traversa clamorosa di Santeramo, fortunata la Pumas in questo frangente. La pallina aveva colto il soffitto, bisognava rimettere con un ingaggio a 2 da metà pista. Lancio su Olivieri, che aggancia in qualche maniera la pallina, pressato all'angolo da Santeramo e poi da Ferrara, trattiene la pallina contro la balaustra e rimessa in seconda per la Puma, per il Matera. Piozzini, Santeramo, ancora in inferiorità numerica la Pumas, con praticamente 4 minuti tutti da soffrire perché c'è stato un doppio blu che verrà cumulato. Poi Olivares, anticipa Olivieri, e palla molto importante per cercare di allungare le distanze in una situazione che non si presenta comunque facile, anche al netto delle 3 reti. L'avversario è di tutto rispetto e 4 minuti di inferiorità numerica sono un bel po'. Sono veramente un bel po'. È opportuno tenere l'avversario a distanza di sicurezza. Pesavento avanza, gancio contro gancio, ha tentato di chiudere il gancio a una mano, ma non è riuscito il Veneto, peccato. Comunque ottima l'azione di interdizione di Figato. E poi c'è questa rete di Ferrara in contropiede, bellissima, ed è il 3-1. C'è da decidere se sono trascorsi i 2 minuti. Pesavento, Mora, Olivieri si libera dall'avversario, si accentra, tiro, poi in seconda istanza ancora Olivieri, Mora va a recuperare la pallina, cambia tutto per Pesavento, ci vuole tranquillità, è difficile gestire questi momenti in inferiorità numerica. Scappano per la pista i giocatori della Pumas. Pesavento non è pressato, quindi decide intelligentemente di tenere la pallina fino in fondo. Ancora Pesavento, cerca un filtrante dove nessuno dei suoi si fa trovare. Poi c'è un fallo in attacco da parte della Pumas, che decisamente non sono riuscito a individuare. 3 minuti e 35 minuti alla fine del match. Santeramo, ancora Santeramo,
di Santeramo. Ancora Monticelli nella propria metà pista, subisce la pressione di Pesavento e poi c'è la superiorità numerica ristabilita da parte del Matera con Piozzini che andava pericolosamente verso la porta. Difficoltà ora a gestire la pallina per la Pumas, in inferiorità numerica, non aggancia la pallina Olivieri, fasi durissime, ristabilita la parità per la Pumas. Poi tiro da terra di Piozzini, Cardella, partita decisamente complicata per decisioni opinabili da parte dell'arbitro, che ha comunque dato un doppio blu molto severo. Piozzini filtrante per Monticelli che non ha agganciato, poteva essere molto pericoloso. Monticelli, Santeramo dalla distanza, pallina deviata da un Viareggino e presumibilmente la rimessa in seconda sarà a favore della Pumas. 1 minuto e 33 secondi alla fine del match, 7 falli per la Pumas, a 5 ancora da un'eternità, ferma a 5 falli il Matera. Santeramo, pallina respinta dai gambali di Marchetti, non bisogna commettere fallo, coprire la pista ma senza fallo. Poi c'è questo tiro dalla distanza, è andata alta la pallina, a giudizio dell'arbitro la pallina è andata alta, la pallina, probabilmente ha ragione l'arbitro Fermi, perché la pallina era molto lenta, era un lob ed era in netta discesa la pallina quando è andato sotto la traversa. Marchetti, lancio in profondità deviato da Santeramo, tanto ci sono le proteste e c'è un blu a Piozzini che chiude i giochi praticamente, sperabilmente per la Pumas, per le proteste proseguite dopo. Ancora proteste da parte di Valerio Antezza per questo gol non convalidato da parte di Fermi. Ci sta comunque, ci sta, Olivieri per Cardella, cambia tutto per Marchetti, cercherà di far scorrere il cronometro giocando ai 4 cantoni la Pumas. Paceco, Oscar Mora Paceco in possesso alla balaustra e trattiene la palla contro la balaustra, rimessa in seconda per il Matera. Santeramo, serie di finte per Santeramo, subisce la pressione di Cardella, raddoppia Olivieri, Santeramo disimpegna su Torres Olivares, rasoterra di Olivares insidioso, dice no Mechini. 38 secondi alla fine del match, Monticelli recupera Olivieri, poi ancora Cardella temporeggia, Cardella decide di non offendere la Pumas e di far scorrere il cronometro. 18 secondi in vista dello scontro finale
che si giocherà martedì fra Sarzana e la capolista Castiglione. E anche in caso di pareggio e quindi di parità di punti in classifica verrebbe privilegiata per differenza reti negli scontri diretti la Pumas, quindi ci sarà grande attenzione per la gara del prossimo martedì Sarzana-Castiglione, ma la disparità di forze in pista non lascia ben sperare. Come si dice, la speranza è l'ultima a morire. I compiti a casa per l'ultima giornata sono stati fatti egregiamente dai ragazzi di Mirko Bertolucci e non ci resta che aspettare l'ultima gara. Comunque bellissima partita, combattuta e riaperta con 4 minuti di inferiorità numerica ai danni della Pumas nel finale, un finale concitato in cui c'è stato anche un gol annullato che poteva portare al 2-1 l'avversario materano, così non è stato per la decisione di decretare pallina alta dalla parte dell'arbitro Fermi, di lì le proteste della panchina e l'espulsione a Piozzini che ha chiuso definitivamente i giochi, ma è stata veramente pericolosamente riaperta questa gara. Tanto gli ultimi saliti di rito fra i giocatori e le panchine. Ah. Ci scusiamo per eventuali problemi tecnici che sono in corsi durante la diretta. Problemi della linea internet, ci sono stati dei lag. Ci scusiamo dunque. Tanto i saluti sportivi del Matera che ha venduto comunque cara la pelle questa sera ai supporter viareggini che hanno tributato comunque un grande applauso all'avversario che ha fatto tanti chilometri e se l'ha sudata questa sera al Dorando Petri. La partita finisce qua. Viareggio Pumas in seconda posizione come minimo. La gara finale Sarzana Castiglione Sarzana che decreterà chi sarà veramente la capolista di questa stagione regolare e chi si presenta la griglia definitiva dei playoff. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri, dal Dorando Petri è tutto. Ci risentiamo per la prima gara dei playoff il prossimo sabato.